Benvenuti alla 30ª edizione della Marcia Longa Unzir Paigiai di Crauglio. Fortunatamente il tempo oggi ci ha sostenuto e abbiamo una buona giornata nonostante la piovosità di queste giornate. Abbiamo dovuto unificare il percorso a 9 km a causa appunto del fango che c'è nelle nostre campagne e confidiamo in una numerosità notevole rispetto agli altri anni, per fortuna. Vi ringrazio e buon divertimento a tutti! Durante il percorso della Marcia Longa Unzir Paigiai di Crauglio i marciatori passano accanto alla Villa Veneta di Crauglio, che è la Villa Stefaneo Roncato del 1640, costruita dai baroni Stefaneo e passata alla famiglia Roncato nel 1925. La villa è una villa veneta in stile palladiano e all'interno, al suo interno, ha degli affreschi della Scuola del Tiepolo. In occasione della marcia oggi potrà essere anche visitata. Questa villa veneta è stata ospedale militare durante la Prima Guerra Mondiale e durante questo periodo proprio c'è stato il soggiorno di Gabriele D'Annunzio, il poeta, che è venuto qui a presenziare all'onoranza funebre del capitano Bellipanni che purtroppo è mancato qui durante appunto la Prima Guerra Mondiale. Come potete vedere dall'impalcatura la villa ha subito un gravissimo incendio 4 mesi fa e adesso è in fase di restauro. Sappiamo che i proprietari sono ben disposti e ben contenti di poterla ristrutturare e riportarla in vita come era precedentemente. Al ristoro della Marcia Longa Unzir Paigiai a Crauglio e chiediamo un po' l'opinione dei marciatori per vedere com'è la marcia. Buongiorno, ciao! Buongiorno. Cosa mi dice di questa? Molto bella, facile da fare, si corre benissimo, i ristori ottimi, non c'è altro da dire. Oh, grazie, molto Complimenti. gentile.
altro ristoro della Marcialonga Unzir Paigiai a Crauglio. Proviamo a intervistare un altro marciatore. Buongiorno. Buongiorno. Com'è questa marcia? Beh, peccato che non è l'originale, però visto il tempo va bene anche così, va benissimo. E anche per oggi abbiamo terminato questa manifestazione, è andato tutto molto bene, è andato oltre le aspettative, abbiamo avuto 200 presenze in più rispetto all'anno scorso con quasi 600 marciatori presenti. Ringraziamo tutti i marciatori che sono venuti qui da noi e tutte le persone che ci hanno aiutato perché venga tutto bene così come è venuto. Grazie a tutti e vi diamo appuntamento al prossimo anno, sempre più numerosi, e poi vi diamo appuntamento anche a sabato 9 a Pertegada di Latisana in occasione della 34esima Ferragostana con percorsi da 6 a 12 km, e poi vi diamo appuntamento anche a domenica 10 agosto a Reana del Royale con percorsi da 6, 12 e 18 km in occasione della Marcialonga dell'Assunta. Grazie a tutti.